Buongiorno a tutti, stavo guardando la copertina, stiamo diventando una trasmissione seria, però ricordiamoci che la facciamo soltanto finché siete chiusi in casa, dopo mi fermo, sia chiaro. Buongiorno, bentrovati a tutti quanti, è un appuntamento che insomma in qualche modo abbiamo pensato di fare per essere vicini alle tante persone che sono a casa e che insomma cerchiamo di portare un po' di serenità. È ovvio che il periodo è duro, qualche dato comincia a alleggerirsi, ma non possiamo mollare la morsa, dobbiamo restare in casa perché questo è quello che ci chiedono le autorità sanitarie in primis e ovviamente questo è il nostro primo obiettivo, dobbiamo restare in casa. Questo non vuol dire che intanto non possiamo parlare, discutere, ragionare perché evidentemente i problemi sono grossi, sono forti, soprattutto per il dopo. Dobbiamo arrivare anche mentalmente come posso dire, pronti per poter ricominciare una che sarà una grossa battaglia, appunto quella del dopoguerra, per cui in qualche modo cominciamo a tenerci su di morale. Io direi, cominciamo con l'inviare per i bambini il numero di telefono, i bambini ma anche le persone che vogliono inviarci video o fotografie o disegni. Noi abbiamo messo un numero di cellulare, WhatsApp, 366 9309 592, che è un numero di WhatsApp, oppure è il sito internet andrà tutto bene, ma insomma il numero di WhatsApp è più facile. Fate un video, fate un disegno, fate qualcosa di divertente, mandatecelo che poi lo facciamo vedere a tutti. Tutte queste attività, noi abbiamo detto anche c'è un concorso aperto, lo dico per i più piccoli, che è disegna il tuo sport, racconta il tuo sport, fate un racconto, una poesia, una filastrocca, lo dico anche agli insegnanti, magari anche per un po' diversificare il tempo. Tutti gli esperti ci consigliano, io lo ripeto, poi ognuno ovviamente fa come crede, però di tenere un certo equilibrio in casa, cioè alzarsi alla mattina, darsi un orario, cambiarsi, vestirsi, prepararsi, tenere comunque un rapporto tra il giorno e notte che non sia di continuità, in maniera tale che le persone si sentano sempre pronti. Quando parlate con altri, è vero che siete in WhatsApp o in video, però è bene che la vostra immagine sia sempre curata, proprio per non perdere, soprattutto poi per dare l'esempio anche ai ragazzi. Sappiamo di tanti giovani che di notte si trovano sui siti a giocare con giochi di ogni genere. Ai genitori dico diamo un'occhiata perché ci sono anche dei giochi un po' violenti, però sarebbe opportuno mantenere sempre questa frequenza. Oggi è sabato, ma fra un po' sabato e domenica possono sembrare le stesse cose, però oggi è sabato, così lo ricordiamo e cambia anche l'ora legale questa notte. Allora ecco, i numeri li abbiamo detti, tutto quello che ci arriverà a questi indirizzi, quello che facciamo vedere, anche i disegni che vedrete alla fine in sigla di tutti i bambini, poi raccoglieremo questi momenti, tanti li abbiamo, perché sono momenti particolari, cioè sono disegni, sono racconti, che non hanno la pretesa di essere chissà che cosa, ma sono stati fatti nel periodo del coronavirus, che è un momento particolarmente rilevante per la nostra storia e per cui sarà bello poterli raccogliere in un diario filmato, in un film, non lo so, dove racconteremo com'era l'Italia, com'è stata l'Italia, com'è stata Venezia in questo periodo, e per cui dimostriamoci l'altezza, perché poi queste cose resteranno nella storia. Ecco, questo credo sia bello dirlo, perché in queste grandi problematiche possono esserci anche momenti divertenti. Vorrei partire con un servizio, facciamo vedere cos'era il Salone Nautico, qual era il nostro obiettivo sul Salone Nautico, poi diciamo una cosa e poi lascio la parola all'assessore. Prima di far partire il servizio voglio dire solo questo, poi l'assessore magari Michele Zuin ci spiega tecnicamente come l'amministrazione ha intenzione di fare. Ieri ho spiegato che ho provato in tutti i modi a poterlo fare. Noi dovevamo fare il salone il 6-7 giugno, era molto importante la seconda edizione, la prima è andata molto bene, all'Arsenale, lo dico per chi non lo sa, vedete intanto la foto, ma adesso facciamo partire anche un servizio che ve lo racconta. Chiaro che l'Arsenale per noi è uno dei luoghi più belli e più simbolici della città, ma è stato vivo fino veramente a pochi anni fa. Si costruivano le navi ed era uno dei luoghi, era proprio il luogo militare della città, e in un momento di guerra ci sembra anche simbolico ricordarlo. Allora noi avevamo deciso, per fare il Salone Nautico, coincideva all'incirca con l'inizio della Biennale, quest'anno c'è Biennale Architettura, l'anno scorso era Biennale Arte, avremmo giocato su questo anche frequentazione della città, ma soprattutto volevamo rilanciare l'industria nautica e l'industria dell'architettura, della progettazione nautica, perché il nostro salone
ha avuto già la caratterizzazione di essere un salone diverso, nel senso che sicuramente esponevamo le barche di lusso, e questa era una cosa importante, ma anche facevamo vedere i progetti navali, spiegavamo quale fosse la filiera nautica a proposito del lavoro, compreso anche le grandi navi o le navi tecnologiche, eccetera. E poi c'era tutta la parte della nautica, della nautica sostenibile, per cui la nautica, i motori elettrici, i motori ibridi, tutte le modifiche e le attuazioni che tanti anche cantieri locali avevano cominciato a fare. Eravamo andati a buon punto, avevamo fatto vedere anche un primo battello, un primo vaporetto, alcune linee privati avevano fatto, c'era già un taxi. Nel frattempo quest'anno tutta questa macchina si era messa in moto, anche devo dire grazie a grandi gruppi industriali, avevano visto in Venezia un luogo dove sperimentare questo nuovo modo di mobilità sostenibile, che può diventare un business grande nei prossimi anni e può vedere Venezia al centro di questa attività, non solo dal punto di vista comunicativa, per cui il salone, ma anche proprio strumentale, per cui l'idrogeno a Marghera, piuttosto che le barche, i motori, le linee d'asse, tutte queste cose qua, l'elettronica applicata a bordo. Cosa succede? Il coronavirus ovviamente ha sconquassato i piani, perfino il salone del vino di Verona è stato procrastinato e poi è stato annullato. Io ho provato in tutti i modi a tentare di vedere se c'era una data per poterlo spostare, per cui ho chiamato i nostri amici, i più grossi imprese, le aziende di nautica, per chiedere se si trovava, c'era la possibilità, non so, a fine agosto, a settembre, di trovare delle date. Purtroppo lì andiamo a sormontarci, andremo proprio a sovrapporci con altri saloni, insomma, e anche internazionali. Diventerebbe un problema poi farlo troppo avanti a ottobre, rischieremo di perdere anche gli sponsor che avevamo dei contratti, era già tutto pronto, per cui riteniamo che dal punto di vista della serietà la città non può permettersi, come si faceva una volta, di fare robe così più o meno, o si fanno bene o non si fanno. Ecco. Allora abbiamo deciso, con grande anche sofferenza, di traslarlo, di trasferirlo al prossimo anno, per cui nella prossima settimana faremo un comunicato specifico, poi nel tempo, fra un mesetto, così sentendo anche i nostri partner, i nostri espositori, cercheremo di identificare una data specifica per il prossimo anno, però il Comune aveva già messo in pista degli investimenti per fare questo salone. Allora ci sono due tipi di investimenti, degli investimenti di infrastrutturazione, per capirci una cabina di trasformazione di corrente, con cui avevamo già iniziato anche la progettazione, i lavori, avevamo tutti i permessi, e un altro tipo di investimenti che sono solo invece sui pontili galleggianti, che servono per dare più capacità di ormeggio alle barche, per essere più moderni, eccetera. Abbiamo a quel punto, a seguito della decisione, e visto anche che potremmo avere bisogno di risorse, non sappiamo neanche dove e come, perché siamo proprio sotto come sottomarino, perché nessuno ha pensato a noi, abbiamo prudenzialmente deciso di confermare gli investimenti, quelli infrastrutturali, e invece, adesso si spiegherà l'assessore come, mettere da parte i soldini e rinviare, diciamo, in qualche modo le spese dei pontili per l'anno prossimo, insomma, per quando il salone verrà fatto. Ci tenevo a dirlo, mi dispiace col cuore non poterlo fare, però bisogna essere realisti, insomma, faremo altro. Adesso facciamo partire il servizio, vi facciamo vedere cos'è stato il salone, cos'è, cosa potrà essere, cosa sarà, sicuramente lo faremo, diventerà grande, però è anche giusto essere concreti nelle cose e anche sempre molto trasparenti. Facciamo partire il servizio e poi diamo la parola all'assessore Michele Zui.
abbiamo visto queste splendide immagini che rappresentano il primo salone nautico che abbiamo fatto l'altro anno. Come diceva il signor Sindaco, giustamente abbiamo cercato di tenere fino alla fine questa speranza di poterlo ripetere a giugno di quest'anno. Noi abbiamo l'attenzione del Consiglio a una variazione di bilancio, abbiamo preferito in questo senso approfittare di questo momento per fare un emendamento che presenteremo lunedì e, come diceva il Sindaco, sposteremo l'infrastrutturazione legata ai pontili per il Salone Nautico al 2021 insieme alle spese correnti per lo stesso. Non è una sconfitta, anzi deve essere vista in un senso positivo, in un momento in cui probabilmente possiamo utilizzare queste risorse anche in un'altra maniera, e cercheremo in ogni caso, a maggior ragione, di ripresentarci nel 2021 con un salone ancora più bello, ancora più fantastico, ancora più coinvolgente. Per cui crediamo che questo sia comunque un appuntamento che il Sindaco si è inventato per Venezia e che deve essere un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione. Grazie veramente a tutti quanti. Sì, tra l'altro c'è da aggiungere, non so se ho il microfono aperto, Paolo? Sì. Il microfono aperto. E c'è da aggiungere che, grazie a Michele, che la parte infrastrutturale continuerà invece ad andare avanti, perché dobbiamo fare la cabina di media tensione, quella è importante, ovviamente per dar corrente alle barche quando ci sono, ma anche per tutte le attività del forte, dell'arsenale. Dentro c'è anche tutto un piano di rimettere a posto anche i bagni, i servizi igienici e così via, perché tutta quella parte infrastrutturale resta. Evidentemente rinviamo quella, diciamo, rinviabile, insomma, questo ci sembra corretto. Però ci piange il cuore veramente da questo punto di vista. Vabbè, ci prepareremo meglio. Io adesso partirei invece con il tema, se vuoi, più importante, che almeno il dibattito di oggi, che ci trova assolutamente vicini. Il discorso, non so se possiamo allargare l'immagine, il discorso del Presidente Mattarella. Io voglio pubblicamente, Venezia è assolutamente al fianco del nostro Presidente, voglio ringraziarlo di cuore per tutto l'aiuto che ci ha sempre dato, i consigli, ma i supporti proprio, il supporto vero che ha sempre dimostrato per Venezia. Il Presidente Mattarella ieri, non a caso, contestualmente alla riunione che facevano i capi di governo, è intervenuto lui, è intervenuto anche il Santo Padre, per la verità, anche se lì c'erano altri temi ovviamente, però fatalità, l'Italia si sta trovando unita di fronte alla comprensione, e sentiamo bene il discorso, è un po' legato a tutto il ragionamento che facevo ieri della lettera di Mario Draghi, cioè questa è la linea, cioè è necessario fare immediatamente, il tema temporale è fondamentale e non c'è tempo da perdere, bisogna fare immediatamente una manovra aggiuntiva di grande debito, di grande deficit, che deve essere evidentemente garantita dall'Europa, perché se non fosse garantita dall'Europa non abbiamo la liquidità. Poi la spiego meglio. Io farei partire, questi sono 2 o 3 minuti del discorso del Presidente, che avrete visto sicuramente in tutte le televisioni, però vogliamo farlo rivedere anche noi, per dire che ufficialmente Venezia è assolutamente al fianco del suo Presidente, siamo orgogliosi e onorati di avere un Presidente così. Sentite le parole che interessano la parte successiva del discorso, il primo ovviamente era un onore alle persone decedute, al momento crisi, cioè, risparmio quella parte, quella la potete vedere, scaricare dappertutto, ma volevo sottolineare questa coerenza con il ragionamento che facevo ieri, mi sento assolutamente rappresentato dalle parole del Presidente. E facciamo partire il pezzo del discorso di ieri del Presidente. La risposta collettiva che il popolo italiano sta dando all'emergenza è oggetto di ammirazione anche all'estero, come ho potuto constatare nei tanti colloqui telefonici con capi di Stato stranieri. Anche di questo avverto il dovere di rendervi conto. Molti capi di Stato d'Europa e non soltanto hanno espresso la loro vicinanza all'Italia. Da diversi dei loro stati sono giunti sostegni concreti. Tutti mi hanno detto che i loro paesi hanno preso decisioni seguendo le scelte fatte in Italia in questa emergenza. Nella Unione Europea, la Banca Centrale e la Commissione nei giorni scorsi hanno assunto decisioni finanziarie ed economiche importanti e positive, sostenute dal Parlamento Europeo. Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei Capi dei Governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni. Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni del nostro continente. Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi,
la gravità della minaccia per l'Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori della Unione, ma è anche nel comune interesse. Nel nostro Paese, come ho ricordato, sono state prese misure molto rigorose ma indispensabili, con norme di legge, sia all'inizio che dopo la fase di necessario continuo aggiornamento, norme quindi sottoposte all'approvazione del Parlamento. Sono stati approntati e sono nel corso di esame parlamentare provvedimenti di sostegno per i tanti settori della vita sociale ed economica colpiti. Altri provvedimenti sono preannunciati. Conosco e comprendo bene la profonda preoccupazione che molte persone provano per l'incertezza sul futuro del proprio lavoro. Dobbiamo compiere ogni sforzo perché nessuno sia lasciato indietro. Ho auspicato, e continuo a farlo, che queste risposte possano essere il frutto di un impegno comune, fra tutti, soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori. Unità e coesione sociale sono indispensabili in questa condizione. Un'ultima considerazione. Mentre provvediamo ad applicare con tempestività ed efficacia gli strumenti contro le difficoltà economiche, dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza, alle iniziative e alle modalità per rilanciare gradualmente, ma con determinazione, la nostra vita sociale e la nostra economia. Nella ricostruzione, il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé. Le prospettive del futuro sono ancora una volta alla nostra portata. Abbiamo altre volte superato periodi difficili e drammatici. Vi riusciremo certamente, insieme, anche questa volta. Sì, le parole del Presidente sono sufficientemente chiare. Io però mi sono comunque segnato una serie di proprio frasi che voglio ripetere per sottolineare quello che parole del Presidente ha appena detto, ed è in sostanza il Presidente difende l'operato della Banca Centrale, della Commissione Europea, come l'operato dei giorni scorsi, quando dicono togliamo ai paesi europei il vincolo del patto di stabilità, e questa è una buona notizia perché vuol dire andare nella direzione che dicevo, quello di poter fare in qualche modo debito pubblico. Il problema, lo spiego più tecnicamente, è che non basta dire a uno che si sta affogando puoi nuotare, di fatto un po' si è detto questo, no? Puoi nuotare. Il problema è che noi non abbiamo la liquidità, cioè se anche la Banca Centrale e la Commissione Europea dicono potete fare debito, noi non basta che iscriviamo a debito la manovra economica che abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di liquidità immediata da dare alle banche che diano alle imprese, direttamente alle imprese e direttamente ai lavoratori tramite l'INPS, tramite i meccanismi che si vorranno trovare. Ecco perché c'è l'insistenza immediata di avere, qualcuno li ha chiamati, mi pare il Presidente del Consiglio, li ha chiamati Corona Bond, comunque chiamateli come volete, comunque sono delle garanzie, dei prestiti garantiti dalla Comunità Economica Europea. Cioè non il sistema del MES, questo noi lo rifiutiamo, ormai lo rifiutano tutti perché impone dei sacrifici veramente molto esagerati, enormi ai paesi. L'abbiamo visto in Grecia, praticamente prima si aggredisce, arriva la troica, si aggredisce il debito, il credito privato delle case, si dice prima pagate voi, poi casomai paghiamo noi. Fondamentalmente viene ammazzato il paese, per cui giustamente non si vuole sottostare a quelle condizioni. Quelle sono condizioni, al di là di chi fosse d'accordo o no prima, tutti siamo d'accordo nel dire che non siamo in una situazione ordinaria, per cui anche le regole ordinarie sono state firmate, no, perché anche su questo le polemiche, ma a parte questo, quel MES non può funzionare in questo momento, perché non siamo in una situazione ordinaria. Non abbiamo fatto debito perché siamo stati dei cialtroni, ma perché è arrivato un virus ed è arrivata la pandemia mondiale. Speriamo che anche i tedeschi lo capiscano, bisogna che lo capiscano. Gli olandesi non ci volevano, i tedeschi nicchiano. Ieri, dopo 6 ore di discussione tra capi di governo, adesso noi non sappiamo esattamente tutto quello che siamo detti, ma quello che sembra è che alla fine di tutto ci sia un nulla di fatto. Il tema è che non abbiamo il tempo di discutere chissà quando. E il Presidente della Repubblica, per cui questo intervento, che sembra semplice, è veramente molto incisivo, molto coerente e molto ben orchestrato, lo dico proprio tecnicamente orchestrato, perché dice in sostanza attenzione che non c'è più tempo. Sottolineo dei passaggi, lui dice nell'Unione Europea la Banca Centrale e la Commissione, parole che abbiamo appena sentito, potete andare a riguardare, la Banca Centrale e la Commissione
nei giorni scorsi hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche sostenute dal Parlamento europeo. Dice bene a loro. Poi dice, non lo ha ancora fatto il Consiglio dei capi dei governi nazionali, appunto la riunione di ieri. Ci si attende che questo, lui dice, ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni. Non ha detto nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, nei prossimi giorni. Ecco, questo è fondamentale. Venezia comprende bene questo ed è assolutamente d'accordo col Presidente. Aggiunge, sono indispensabili, qui le parole contano, pesano, sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi, il MES, vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro continente, no la nostra nazione, il nostro continente europeo. Mi auguro che tutti, dico io, aggiungo, tedeschi, olandesi, paesi del nord, mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l'Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell'Unione, ma è anche nel comune interesse. Perché come abbiamo già detto, se un paese crolla, poi crolla anche il gettito, crolla la sicurezza, crolla la gestione dei confini, non è interesse neanche della Germania che l'Italia crolli, perché l'Italia gestendo, forse su questo possiamo aprire delle discussioni sui flussi, sulle cose, perché anche lì, però siamo parte integrante, noi siamo parte integrante e dobbiamo restarlo, di un'alleanza atlantica con gli Stati Uniti, con tutti i nostri alleati di sempre storici, a prescindere dalle, se vuoi, discutibili, poco chiari aiuti che sono arrivati pochi dall'Europa. Però è vero che adesso questo momento sarebbe efficacissimo per dimostrare che ha avuto un senso quell'idealità, perché se l'idealità poi alla fine non trova un riscontro è sbagliata e dovremo ripensarla, per cui c'è proprio veramente poco tempo. Noi non possiamo più stampare denaro, dicevo che mancava liquidità, noi abbiamo lasciato, nel momento in cui abbiamo accettato di entrare nell'Unione Europea, abbiamo chiuso la nostra possibilità di stampare moneta, per cui abbiamo finito la lira e adesso le banconote degli euro li stampa la Banca Centrale Europea. Ed è proprio di un cambio di soldi che hanno bisogno i vari paesi, proprio fisicamente è questo, la liquidità è questo, perché non basta dire fate debito se poi manca la liquidità, ed è proprio la liquidità il problema, perché quando si ingolfa tutto un sistema, si è bloccato completamente, il rischio è questo. Vado avanti su proprio piccole cose, il Presidente correttamente dice non dobbiamo lasciare nessuno, dobbiamo compiere ogni sforzo perché nessuno sia lasciato indietro. Dico soltanto così, le partite IVA per esempio, che nessuno ci ha messo niente, 600 euro sul mese di marzo, speriamo, ho sentito dichiarazioni che si vuole aumentare una tantum, bisogna andare avanti su questa cosa. Dice che devono andare tutti insieme i soggetti politici di maggioranza e di opposizioni, soggetti sociali, governi dei territori. Governi dei territori siamo noi, cioè sarebbe giusto essere convocati, sarebbe giusto essere chiamati, almeno le grandi città, almeno fare un tavolo, perché dice, e ho finito su questo bellissimo intervento del Presidente, dice dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza, dobbiamo pensare al dopo emergenza adesso, alle iniziative e alle modalità per rilanciare gradualmente ma con determinazione la nostra vita sociale e la nostra economia. E poi alla fine dice vi riusciremo certamente, mi accodo anch'io perché sono un inguaribile ottimista, e dice insieme, anche questa volta, insieme, non c'è qualcuno che è più, insieme, noi chiediamo questa partecipazione perché fino adesso questa cosa non l'abbiamo vista e noi stiamo sostenendo, lo ripeto, i servizi del comune, i servizi di trasporti e tutto con le nostre risorse e dobbiamo chiedere scusa ai cittadini se sbaglieremo, però non sarà finita dopo le 9 settimane, qualcuno pensa di dichiarare fine della crisi, dobbiamo renderci conto che la filiera del turismo non è finito proprio niente. Bisogna, noi pensiamo, dichiarare uno stato di emergenza per la filiera del turismo. Va dichiarato, come si è dichiarata l'emergenza, per quanto riguarda la filiera del turismo va dichiarata più lunga, non possono essere 9 settimane. Deve essere per tutto l'arco, per tutto l'anno, deve esserci una condizione di emergenza per la filiera turistica e per cui la proteggiamo in maniera diversa, perché non c'è dubbio che a quella filiera, che è la prima industria del paese, noi a Venezia soprattutto abbiamo grande rilevanza, perché ecco perché sono convinto che ci dovrebbero ascoltare. Io adesso vorrei far vedere un sondaggio per dire che insomma questo l'ha fatto Tecne, assieme a Dire, che è un'agenzia di stampa nazionale, hanno fatto un sondaggio per chiedere alle persone
quali saranno secondo gli italiani gli effetti sull'occupazione. Questo è quello che pensano le persone, che pensate a casa voi, che penso anch'io onestamente. Vede, non sa 6%, tanti dicono non ci saranno differenze significative del 32%, ma il 62% degli italiani dicono aumenteranno i disoccupati. Questo è quello che la gente a casa pensa. Allora lì abbiamo due, quando parliamo di quali modalità, abbiamo due cose. O pensiamo di proteggere per tutta la vita, o comunque in maniera più o meno generalizzata, i disoccupati, o facciamo in modo che le persone non diventino disoccupate. Dobbiamo mantenere in vita le imprese e quei lavoratori saranno in cassa integrazione, non disoccupati, o protetti, e vale per i dipendenti e vale soprattutto anche per tutti i padroncini, partite IVA, perché sempre lavoratori sono, non devono diventare disoccupati che poi hanno bisogno del sussidio, devono essere sostenute le filiere perché il turismo, in particolare dico il turismo perché a Venezia ovviamente devo citare il turismo, e quando dico turismo intendo la filiera del turismo, anche i negozietti che lavorano comunque locali anche per i turisti, piuttosto che, come ho sempre detto, i gondolieri, i tassisti, le guide turistiche, i padroncini, ci sono tantissimi, i portabagagli, adesso non me ne ricorderò sicuramente tanti, ma insomma è una filiera enorme. Lo stesso i nostri trasporti guadagnano, hanno degli incassi importanti, quasi 100 milioni all'anno dai turisti. Senza i turisti quei soldi non ce li abbiamo, dobbiamo ridurre i servizi. Allora l'idea che abbiamo noi è dichiariamo lo stato di emergenza del turismo e facciamo in modo che, siccome il turismo ricomincerà, non sarà come prima, ripenseremo al tutto, perché ho sentito discorsi filosofici incredibili, ma comunque stringa stringa, i turisti torneranno, perché Venezia è sempre Venezia, ma torneranno quando? Fra un anno, diciamo in maniera quantomeno decisa. Ecco, noi fino a quel momento non possiamo distruggere le imprese, allora bisognerà fare delle azioni specifiche. Poi ne parlerò sui mutui piuttosto che sugli affitti o sugli affitti di impresa, perché alcune cose sono considerate, altre no, ma tutte su 9 settimane. Il problema della filiera turistica è che sarà su 9 mesi, su 12 mesi, non su 9 settimane. Questa cosa, quando il Presidente della Repubblica dice facciamo un piano subito, chiedo al governo, ci volete chiamare? Qui abbiamo tutte le categorie, poi faccio vedere, ci siamo sentiti, ci sentiamo costantemente, c'è gente veramente che è preoccupata, ma questa preoccupazione che io espongo non è certo per far preoccupare nessuno, c'è da preoccuparsi se nessuno ne parla. Ecco, invece noi ne vogliamo parlare, vogliamo sederci con gli albergatori, con i commercianti, con gli industriali, con gli artigiani, vogliamo stilare, senza fare discorsi a casaccio, stilare una serie di idee che possono essere presentate al governo nel momento in cui vinceremo, perché vinceremo la battaglia con gli Eurobond e i Corona Bond, perché quella va data assolutamente, perché sennò l'Europa non c'è più, questo è sicuro. Io farei vedere dopo, perché poi mi agito, e farei vedere, perché volevamo tranquillizzare la gente, che intanto che noi parliamo, stamattina noi abbiamo fatto una riunione con tutti i dirigenti, la faccio sempre tutte alle 8:30 di mattina, noi facciamo una riunione con tutti i dirigenti del comune, con le persone, ce l'ha Luca la slide, non so se la puoi mandare, perché volevo anche ringraziarli, 8:30 di mattina di sabato mattina, tutte le mattine noi facciamo una riunione di un'ora e mezza, 2, per sapere se tutto quanto, queste sono alcune immagini che, non so, forse loro che hanno la regia, alcuni erano collegati da casa, insomma comunque tutti quanti in streaming, perché stiamo imparando anche un nuovo modo, un nuovo linguaggio, onestamente questo non ce lo dimentichiamo più, perché questo sarà il futuro. Vorrei solo ricordare che la città di Venezia è una delle 5 città che siamo riusciti a far inserire ancora 3 anni fa nelle città da cablare, e abbiamo cablato tutta la città, è l'unica che è arrivata quasi al 95% di cablatura dappertutto, c'è il cavo di fibra ottica dappertutto. Adesso ci rendiamo conto cosa vorrà dire per il futuro. Quando le società che hanno fatto questi impianti inizieranno il servizio, Venezia sarà più attrattiva ancora per fare quei lavori, l'e-commerce, piuttosto che la formazione, piuttosto che le comunicazioni a distanza, rispetto a tante altre città d'Italia che sono più indietro, perché abbiamo fatto tagliare i marciapiedi, abbiamo spostato i masegni, abbiamo preso parolacce in 4 anni di tutti, però abbiamo anche rimesso a posto, però la città si è fatta trovare pronta. Fra un po' spiegheremo, farò proprio una giornata specifica su come abbiamo cablato la città e farò proprio delle spiegazioni semplici per come posso io, chiaramente ci facciamo aiutare da chi vuole, per capire cos'è la differenza tra un doppino telefonico e un cavo a fibra ottica, cos'è per voi, per le famiglie. L'abbiamo messo dappertutto, in tutte le isole, in tutte le periferie, arriviamo dappertutto. L'unica città in Italia che ha finito, no che ha dichiarato. Lo dico adesso perché abbiamo finito. Come sta sede, che se non c'era il coronavirus, questa era già
tecnicamente finita, fra 2 mesi comunque la finiamo comunque. Allora io direi, vabbè, grazie a queste persone, adesso ci sono soltanto queste immagini così di repertorio, ma grazie per essere presenti sempre e lo dico ai cittadini che sono a casa, noi continuiamo e non molliamo. Vorrei far vedere intanto anche, ci sono le foto che mi hanno mandato alcuni amici dell'ortofrutta del MOF di Marghera, per far vedere come tutte le mattine viene sanificato il mercato all'ingrosso dell'ortofrutta, perché abbiamo ringraziato più volte, lo sapete tutti, il ruolo dei commercianti, di tutti quelli che tengono aperto, dei dipendenti delle farmacie, pubbliche o private, non cambia, ma anche il ruolo dei grossisti è fondamentale perché sennò dove vai aprigionati. Ecco, qui abbiamo alcune foto che fanno vedere come sanifichiamo di notte prima che dopo si apra il mercato, insomma, si può far vedere, sono 2 o 3 mi pare, adesso non mi ricordo. Vediamo se riusciamo, ecco, le abbiamo fatte, sì, non è, adesso è tanto per fare, questo è il MOF a Marghera, prima chiaramente del mercato perché poi vengono allestiti i banchi, insomma, vengono disinfettato sempre tutto quanto, e ecco, in maniera tale che sappiate che ecco, la città continua, questo si fa di notte, poi alle 4 di mattina c'è la prima chiamata, il mercato apre alle 5, insomma, questo vale anche per la parte del mercato all'ingrosso del pesce, magari una mattina andiamo, siamo già andati, ma andiamo a vedere, così andiamo a ringraziare tutte le persone con le mascherine, guarda, tutto in ordine, lo dico, c'è il prefetto qua che è arrivato, che saluto, che poi starà con noi quel tempo che crede, insomma ci fa molto piacere di vederlo, lo saluto già adesso, ma è per dire che la città va avanti e controlliamo, mandiamo le forze dell'ordine ovviamente, perché ci sono dei decreti e tra l'altro il prefetto è proprio il primo responsabile di questo, ma poi riusciamo a trovare questa, come posso dire, sincera, la vedo proprio sincera partecipazione degli operatori, proprio di tutti. E qualcuno quando si è comportato, lo dico anche, lo denunciamo per forza, però sono veramente minima parte, ormai le cose hanno preso un giro almeno di equilibrio che siamo contenti. Io farei vedere anche il video del postino che va al lavoro, e io avrei questo video che avete girato, non so se stamattina o ieri mattina alle 2. Ecco, questo è il video di un postino che va al lavoro a Venezia, no di un postino scusa, sì, di un postino, sì. A Venezia che vorremmo tutti vedere, un po' più tranquilla, un po' più vivibile a livello di cittadino, insomma, ci sono più rapporti tra veneziani se non altro. Il veneziano è abituato all'acqua alta, quindi è questione di poche ore, sale l'acqua, scende l'acqua, ritorna alla normalità, quindi è una questione temporale molto breve, insomma. Anche questa situazione si protrae per troppo tempo e andremo avanti insieme ancora chissà quanto. È un servizio diverso dal solito, perché appunto le raccomandate adesso le mettiamo in buca e tanta gente ci dice io ero in casa perché non l'ho firmata e quindi si accorgono che è una cosa diversa dal solito, insomma. Siamo scagionati a turni in modo quando esce un turno entra il turno successivo in modo da non trovarsi a contatto fisico, insomma. Io entro. Ecco, stiamo vivendo una situazione molto strana, che non è reale, surreale, però vedo che c'è solidarietà tra la gente, vedo che anche qui in campo, se aspettate un po', aprono le finestre e mettono l'inno d'Italia tutti i giorni. Questa per conto mio è la gente che è una presenza costante, anche se non è in campo, è in casa, ma è una presenza costante, quindi penso che questo sia proprio un segnale di tutta la gente che vuole farcela, che vuole essere tutta assieme, insomma. Sì, mi fa anche tanta tristezza, devo dire la verità, cioè io voglio ringraziarlo perché vogliamo segnalare appunto tutto il lavoro anche complicato, speciale che si fa a Venezia, no? I ponti, il carrello, cioè gli altri posti di gira col motorino, qua insomma oggettivamente è diverso, devi anche sapere le case, se aspetti i numeri qua, poi devi conoscere la zona, per cui poi lo ringraziamo perché c'è gente che non molla, avete
sentito nel tanto che diceva che bisogna stare attenti, ma sono le disposizioni di legge ed è giusto così, che proprio negli spogliatoi, nei turni di lavoro, sia stato anche nelle aziende, è stato diciamo, reso obbligatorio l'idea che le persone arrivino scaglionate, che non facciano presenza assieme, lo diciamo così anche per ricordarlo a tutti, devono avere tutti i dispositivi medico-sanitari, e il postino in qualche modo l'ha detto, ha detto proprio che hanno organizzato il lavoro in questo modo. Dico soltanto che francamente, cioè, magari qualcuno adesso mi dirà, non lo so, io dico quello che penso, cioè, amico sì mi par triste, spero di non vederla più così sinceramente, ho capito cosa voleva dire, è magica, magica lo è sempre, che se andate in giro, a me piaceva una volta quando nessuno mi conosceva, giravo di sera, insomma è il momento migliore insomma a Venezia, da sempre, perché non ti conosce, cioè, poi la gente è abituata a passare avanti, è una città da questo punto di vista meravigliosa, insomma, però vederla così mi fa male il cuore, così no, spero di non vederla più, poi mi mancano i bambini, a me il chiasso piace, chiaro, non con le moltitudini, poi sai, se io mi metto a una certa ora dappertutto, troviamo che anche a Zerarino ci sono i momenti di intasamento, Venezia non c'è dubbio che va ripensata in temi diversi, verissimo, tutto vero. L'abbiamo trovata così dopo 40 anni, non è che l'abbiamo improvvisata, e non è che domani mattina improvvisi. Può essere che il coronavirus ci aiuti in qualche modo a ripensare anche il modo di gestire. Se ci dessero qualche potere in più potremmo contingentare, dare delle ordini diversi. Parlo proprio del centro storico, dei luoghi delicati. Sono d'accordissimo di questo, però non facciamole sempre una prosopopea, così no, cioè così no, così è la morte cerebrale, insomma dai, speriamo proprio che adesso le persone possano uscire di casa e anche cantare, far casino, insomma, ecco anche qua. Va bene, poi c'è un video sui vaporetti, e l'obiettivo di far vedere questi video è perché questo che vedete anche qua continua tutti i giorni, non è un video casuale, cioè il postino va tutti i giorni a portare la posta, i battelli tutti i giorni vengono puliti, sanificati, vale per, abbiamo fatto vedere sugli autobus, abbiamo fatto vedere sul tram, vogliamo continuare a far vedere anche sui battelli, luogo di lavoro compreso e anche spogliatoi compresi, cioè come è giusto che sia la legge, ma voglio che tutti sappiano che cioè, l'azienda e tutti quanti stiamo lavorando insieme, anche voglio ringraziare i sindacati della CTV specificatamente perché hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Voglio ricordare a tutti che i dipendenti della VM sono tutti in cassa integrazione al 50% e non perché qualcuno vuole o perché c'è il decreto della regione, perché purtroppo cioè, la situazione è oggettivamente nera, insomma sarà difficile recuperare se il governo non capisce che per quanto riguarda Venezia c'è da dare un'attenzione diversa perché abbiamo veramente un'economia turistica che è in ginocchio e lo diciamo per i battelli che poi diventano servizi ai cittadini, ma quei cittadini che sono gli stessi che vanno a lavorare, quando il lavoro non c'è più diventa un problema, per cui parliamone subito, vi prego al governo, sediamoci a fare dei provvedimenti specifici per Venezia. Noi siamo tra l'altro, usciamo da una crisi di ottobre-novembre gigantesca che non ha un precedente, per cui già lì i bilanci di tante aziende soffrono. Questa è un'altra mazzata gigantesca che però questa forse sarà pure peggiore perché dura di più. Comunque facciamo partire il servizio dei vaporetti così tutti siano tranquilli che sono puliti e sono igienizzati. Lavoriamo tutti i giorni in questa azienda, abbiamo visto il calo dei passeggeri, i turisti, l'azienda è basata anche, il servizio è basato anche fortemente sui turisti, quindi abbiamo visto proprio il calo dei passeggeri. Il momento è delicato, bisogna che tutti stiano alle regole, anche noi quando veniamo al lavoro seguiamo delle regole ben precise, dei protocolli, guanti, mascherina, sempre ci laviamo le mani con la soluzione idroalcolica e se tutti seguiamo queste piccole regole ne andremo fuori presto. Se dovete restare a casa e dovete restare a casa, state tranquilli, quando vi serve i mezzi ci sono, noi ci siamo, li trovate anche se ci sono degli orari di frequenza minore, non preoccupatevi, noi siamo sempre qui al vostro fianco. Saremo gli ultimi a finire i lavori. Venezia è cambiata perché sia solo che il lavoro nostrano, diciamo, e certamente non c'è tanta gente perché siamo solo noi, ci sono gli operatori ecologici che lavorano, ci sono gli infermieri, insomma siamo solo noi. E sapere che veniamo in servizio e che andiamo anche in protezione civile è un altro pensiero.
Certamente essere volontari ti tocca, senti ancora più il problema, lo senti proprio perché sai cosa sta succedendo e quindi è per questo che noi non ci stancheremo mai di dirlo, state a casa e state a casa, prima state a casa e prima ripartiamo. Innanzitutto siamo qui per portare i cittadini, siamo sempre in prima linea. No, quella della... Sì, tocca a me. Ho capito. E la slime, la slide, i bambini, la slime dell'INPS, per affrontare poi il tema, così gli facciamo dei numeri per potersi collegare con l'INPS, fa piacere. Magari se dopo la metti, adesso parliamo col prefetto, dopo quando finisce il prefetto mettiamo la slide e parlo dei mutui, così intanto chiacchieriamo con lui. Allora, benvenuto al signor prefetto Vittorio Zappalorto che è qua con noi. Siamo praticamente onorati e orgogliosi, vogliamo ringraziarlo pubblicamente davanti a tutti per il grande lavoro che sta facendo adesso, sicuramente adesso ne parliamo nello specifico, ma anche ha fatto di coordinamento prima di tutte le forze dell'ordine. Voi sapete che il prefetto è rappresentante del governo, ogni prefetto è rappresentante del governo nella città, perché ha il rapporto diretto e prende ordine direttamente dal governo con la sua ovviamente capacità di interpretazione. Il primo grande obiettivo è quello di difendere al coordinamento di tutta la sicurezza della macchina della sicurezza della città in ogni ordine e grado, per cui in primis ovviamente la sicurezza fisica, ma poi la sicurezza in generale di tutti i cittadini e il rispetto delle leggi, delle norme che ci sono, che ci vincolano, in maniera proprio operativa. Lui dà ordini a carabinieri, questore, guardia di finanza, capitano di porto, lui ha questo tipo di prerogative. Coordina un comitato che è un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si riunisce abbastanza spesso a Venezia, da sempre, da quando lui si è insediato, e dove facciamo il punto, dico facciamo perché partecipa anche il comune, partecipa il sindaco con le altre autorità, nel caso nostro i comandanti dei vigili urbani o chi serve di volta in volta, insomma, che riteniamo sia utile. Devo dire che questa attività di coordinamento con il prefetto Zappalorto, Vittorio Zappalorto, io devo dire è stata un'attività veramente positiva e di grande rispetto, perché riesce in qualche modo a creare quel tavolo di condivisione che in qualche modo andrebbe fatto più spesso anche a livelli più elevati. Però noi nel nostro sperimentiamo questo rapporto di collaborazione. Devo dire che assieme a noi spesso arrivano giudici, arrivano il Presidente della Corte d'Appello piuttosto che il Capo della Procura o un suoi delegati, per cui lavoriamo a stretto contatto dove nessuno invade le prerogative degli altri, perché ogni corpo ha le prerogative, ha una linea di comando, eccetera, in assoluta autonomia e di cui poi ovviamente risponde. Però evidentemente a livello territoriale questa cabina di regia l'abbiamo trasformata anche in un luogo di amicizia, di rispetto reciproco, per cui si riesce a discutere e a capire le questioni. Lo dico pubblicamente perché i cittadini si rendano conto di qual è il ruolo del prefetto, non è solo quello che vi sospende la patente piuttosto che vi dà le multe o roba del genere. La grande fortuna poi che ho avuto io è che Vittorio Zappalorto è stato anche commissario prima di me in Comune di Venezia, per cui ha un'esperienza casualmente da questo punto di vista anche importante, cioè conosce la macchina del Comune di Venezia e delle partecipate per motivi di servizio, perché è stato demandato quella volta a fare il commissario per credo quasi 2 anni a Venezia, un anno, qualcosa di più. E insomma, per cui conosce molto bene questa realtà. Allora, cosa è successo? Che noi ci siamo trovati in questa grande difficoltà con l'acqua eccezionale, abbiamo lavorato in sinergia, devo dire che il rapporto col governo è stato veramente positivo, cioè sono venuti tutti, lo dico per il governo ma lo dico anche per le opposizioni, abbiamo trovato una grande unità di intenti e non c'è dubbio che il ruolo della prefettura è, secondo me, strategico in questo senso, perché poi lui fa i rapporti, deve mandare, controlla, perché poi ci sono tutti i numeri, ovviamente queste cose costruiscono una credibilità della città, perché al di là delle opinioni su cose così più o meno stravaganti, non parliamo di questo, parliamo soltanto di gestione amministrativa e di applicazione delle norme e delle leggi, che va fatto però con un giusto granus salis, insomma, con un po' di buonsenso. E adesso, dopo quella sfida che stavamo in qualche modo, avevamo impostato bene, il Presidente della Regione ha dato a me l'incarico, perché su sua richiesta, cioè sulla richiesta del Presidente Zaia, la Protezione Civile e il Governo ha dato a me, Sindaco di Venezia, l'incarico di fare il commissario straordinario per quell'evento tragico dell'Acqua Granda. Lì, tra l'altro, nei prossimi giorni
daremo una serie di informazioni tecniche specifiche. È evidente che abbiamo gestito momenti di grande difficoltà e stavamo uscendone un po' alla volta, per quanto i danni ci siano ancora. Comunicheremo adesso tutte le parti che riguardano i soldi che devono arrivare, eccetera. Insomma, di questo ne parleremo un'altra volta. Però ecco, ho trovato sempre un grande sostegno. Cosa è successo? Il passaggio è stato anche quello del comitatone, dove il ministro Conte si è impegnato a fare un comitatone appena andato via di qua, lo ha fatto e in effetti in quel comitatone sono arrivate una prima risposta alle prime emergenze. Si era impegnato per la verità in quella fase a fare un altro comitatone prima del fine anno, che poi per motivi del governo non ha fatto. Noi non abbiamo polemizzato perché non è mai stato fatto uno in 4 anni, non era il problema di un mese sì, un mese no. Avremmo dovuto farne un altro a gennaio, è stato rinviato a febbraio, eccetera, poi è arrivato anche il coronavirus. Questo è il dato di fatto. È da capire se nel comitatone si vorrà soltanto parlare di navi o se si vuole parlare anche, secondo me, che è il primo tema che pongo anche adesso, è quello, porrò il comitatone ovviamente, che è quello dei famosi 150 milioni che la città chiede come finanziamento della legge speciale. Anche qua suggerisco, lo imploro di capire che sto dicendo una cosa a favore di tutti. È meglio che ci concentriamo al finanziamento di 150 milioni per i prossimi 10 anni della legge speciale che c'è, anche se sui poteri siamo d'accordo che il sindaco avrebbe bisogno di più poteri su certe cose, dovrebbe esserci un più coordinamento, ma senza buttare la palla in tribuna, si dice, suggerirei di andare tutti uniti a chiedere al governo intanto, dateci, visto che ci sarà un decreto adesso, le metto insieme le due cose, del rilancio dell'Italia, e Venezia è lì che aspetta da novembre, tutti sapete che siamo fin qua, non abbiamo la fognatura, abbiamo metà impianto incendio, siamo su Mestre che abbiamo rattaccato anni che non era stato fatto niente. Dico, finanziateci come era una volta, come era 15 anni fa la legge speciale. Dateci un po' di carburante, che magari intanto, visto che abbiamo una specialità anche turistica ed è arrivato anche il coronavirus, magari le due cose starebbero insieme. Considerate che stiamo difendendo non una delle, ma la città più bella del mondo, e lo stiamo facendo noi di Mestre, di Marghera, di Venezia, di Canareggio, di Pellestrina, di Burano, lo stiamo facendo noi. Perché dividerci con proposte più o meno strampalate? Anche se siete al governo, volete fare proposte per dimostrare, però stiamo uniti sotto l'amministrazione, come ha detto appena adesso il Presidente della Repubblica. Stiamo sotto l'impostazione in questo momento di Conte, del Presidente Conte, è il Presidente di tutti, è il Presidente del Consiglio, rappresenta ovviamente una maggioranza di governo, ma su un tema come questo non si può dividere, bisogna andare uniti, bisogna che faccia un accordo tutti loro. Noi facciamo la stessa cosa in piccolo, andiamo uniti su un progetto di città che ci veda, perché quella è una parte concreta per tutti, perché allora il comune con quei soldi può evidentemente intanto lenire alcune cose, i servizi, cioè riusciamo a muoverci un po' e questa cosa potremmo mettere insieme. Sarebbe opportuno, lo dico a chi può ascoltare, a chi può dire una volta tanto, invece che io mi differenzio oppure faccio una critica, una volta tanto dire il sindaco ha ragione, siamo disponibili, andiamo tutti al governo a chiedere questa roba qua. È una roba, invece che farne 100.000, questa è la preghiera che faccio a persone comunque che reputino intelligenti, però dico, la campagna elettorale la facciamo a ottobre, lasciate perdere adesso, difendiamo la gente che ha perso i posti di lavoro, difendiamo quell'artigiano, quel negoziante che non sa se aprirà più, perché c'è un problema degli affitti. È stata fatta una norma dove il commerciante può scaricare, poi magari la spiego meglio, può in qualche modo scaricare il 60% dell'affitto dai redditi che va a denunciare adesso. Detto che non è stata specificata bene la norma, ma insomma l'idea è buona, ma bisogna vedere che quello abbia reddito da dichiarare, perché se tu sei, come a Venezia, un uscito, un sopravvissuto di quello che è successo tra novembre e dicembre, tanta roba, il tuo reddito sicuramente è andato molto giù, è probabile che tu non hai neanche utile da presentare, per cui non riesci neanche a detrarti quell'affitto, tra l'altro il 60% non è tutto, di un affitto. E poi non si considera nella norma il fatto che tante attività sono in affitto d'azienda. Allora dentro l'affitto d'azienda bisogna scorporare l'affitto dell'immobile. Insomma, una serie di semplicemente cose tecniche, non c'è polemica tanto per fare, è solo descrivere le cose fatte bene. Ok, ho fatto un inquadramento di quello che è comunque il ruolo di un prefetto che si trova adesso ad adempiere, tornando al coronavirus, a decreti che cambiano continuamente, è costretto perché la legge dice che è il prefetto che deve alla fine fare tutto quello che dice il governo e lui si trova a dover interpretare con credo una decina di persone in prefettura e noi cerchiamo di dargli l'aiuto che possiamo. Il primo aiuto è intanto aiutarlo, cioè difenderlo e capire le sue difficoltà.
Poi adesso spiegherà lui il ruolo, quello che sta facendo, eccetera, perché per me è un onore averlo qua, è un onore che parli ai cittadini, insomma. Prego Vittorio, benvenuto. Allora, buonasera a tutti, ringrazio anzitutto per questa opportunità, per questa diretta televisiva il Comune di Venezia, che mi dà la possibilità di dire alcune cose alle quali tenevo in maniera particolare. Una è anzitutto ringraziare tutti i cittadini di Venezia e del Veneto per il comportamento che stanno tenendo rispetto a questa situazione così difficile, così critica. Si stanno comportando con senso di grande responsabilità, con senso civico, con grande controllo, e questo facilita tutti noi, le forze dell'ordine, gli enti pubblici, gli uffici pubblici, per fare il nostro lavoro, per fare il nostro mestiere. E quindi un ringraziamento ai veneti e ai veneziani. La seconda cosa è tenere duro. L'appello che voglio fare a tutti quanti è: questa cosa non durerà pochissimo, però durerà poco se noi ce la metteremo tutta e se saremo tutti uniti nel credere al fatto che questa cosa finirà. Ecco, ci sono ancora dei comportamenti che vanno corretti, le persone a volte perdono la calma, a volte si raggruppano davanti alle sedi postali, agli uffici postali o ai negozi di alimentari. Queste cose vanno evitate, perché queste cose ci mandano in là ancora nel tempo, verso la fine di questa congiuntura, di questa situazione critica. Ecco, più noi saremo uniti, più presto finirà questa situazione. Dobbiamo crederci tutti quanti. Noi siamo uniti, noi istituzioni, a partire dal governo, ai comuni, alla regione, a tutti gli altri organi istituzionali, forza di polizia, stiamo lavorando all'unisono. Magari pochi ci vedono, lavoriamo dietro le quinte, però ecco, questo è il miracolo che ha fatto il coronavirus. Per la prima volta siamo tutti uniti con le organizzazioni sindacali, con i datori di lavoro. Non abbiamo mai trovato difficoltà fino a questo momento. Bisogna continuare così, bisogna andare avanti così, e bisogna che tutti quanti si convincano che stiamo lavorando per il bene comune, per il bene pubblico. L'aiuto che chiediamo ai cittadini è quello di spostarsi il meno possibile, quindi di rimanere a casa più possibile, perché questo ci aiuta molto nel nostro lavoro. Oltre a tutto, stando a casa, abbiamo la possibilità di riscoprire magari i nostri affetti, di parlare con i figli, cosa che facciamo con difficoltà o facciamo troppo poco, di guardare anche alla vita, al futuro, dandoci una prospettiva, dandoci un momento di tranquillità nel quale riflettere su quello che stiamo facendo e su come possiamo levarci da questa situazione così critica. Dobbiamo crederci, perché noi siamo italiani, noi abbiamo dimostrato al mondo che cosa sappiamo fare nei momenti critici. Purtroppo lo dimostriamo quasi esclusivamente nei momenti critici, però siamo i più bravi di tutti. Quando ci mettiamo a fare una cosa e ci crediamo tutti, la risolviamo. Ecco, questo è l'appello che volevo farvi. No, grazie perché c'è bisogno anche di fiducia, insomma. Io do i dati che li do ogni giorno, no? Do i dati che ho qua, mi è arrivato dalla polizia locale, che noi quelli sono dati certi perché li sappiamo noi, poi c'è la prefettura che raccoglie i dati più generali. Magari nei prossimi giorni faremo un calcolo più ampio di tutti i dati. Diciamo che ieri sono state controllate 63 persone e il totale delle persone controllate ammonta a 1150. Ieri sono state sanzionate 3 persone, magari domani con il comandante della polizia locale, domani o lunedì, adesso vediamo un attimo com'è il palinsesto, qui stiamo sempre andando un po' a ruota libera, facciamo un po' anche di spiegazioni di quali sono le sanzioni. È cambiato nella norma, non è più per certi versi, però magari quando la spiego io ve la spiega lui fra 2 giorni. Comunque adesso viene sanzionato e credo che il minimo sia 400 euro di multa adesso, giusto?
che per certi versi è pure peggio di prima, perché 400 euro presi da uno che non ha stipendio, per cui insomma state un po' attenti, cercate di comprare, state a casa, deve essere proprio veramente urgente che uscite il meno possibile, insomma basta tenere un altro po' e ce la facciamo. Comunque abbiamo sanzionato altre 3 persone, il totale su 1150 di controllati, fino adesso da quando è cominciata l'emergenza abbiamo sanzionato 63 persone. E poi ieri sono state controllate 11 attività o esercizi. Per controlli vuol dire che avevamo qualche idea di dover verificare, però non c'è stata nessuna sanzione, per cui le sanzioni, cioè le attività degli esercizi controllati fino adesso sono stati 365 e il totale dei sanzionati sono 5, che in questo caso sono stati denunciati penalmente, resta invariato, per cui sembra che i dati dicano che ci sta cominciando ad esserci un certo equilibrio e le persone effettivamente sono molto attente e molto giudiziose, per cui mi unisco ovviamente ai ringraziamenti al prefetto, perché i dati dicono che con grande difficoltà ma si fa. Ecco, io leggo perché ho il foglio, si fa prima, dati che mi dà il prefetto, mi dà la prefettura, su quelle che sono le domande. Voi sapete che con l'ultimo decreto del governo di domenica, che è anche il motivo per cui abbiamo iniziato questa trasmissione, molte aziende sono state chiuse per decreto, perché non dentro le filiere essenziali o strategiche della nazione, o di natura, insomma, di aziende industriali particolarmente rilevanti che non avrebbero potuto chiudere. Abbiamo un dato che può essere interessante e i dati sono appunto da quando è iniziata questa ultima fase, risultano, perché per legge, per questo decreto, le aziende devono comunicare alla prefettura, le aziende ovviamente di Venezia, devono comunicare alla prefettura se in qualche modo ritengono di voler chiedere, di poter aprire perché sono dentro le filiere delle aziende autorizzate, i famosi codici Ateco, eventualmente ne riparlerò nei prossimi giorni. Beh, comunque abbiamo un totale di aziende che sono in corso diciamo, di accertamento in generale sulle loro autorizzazioni, di circa 1400 comunicazioni ricevute da queste imprese. 120 comunicazioni sono diciamo, già scontate perché sono aziende che sono in possesso di un codice autorizzato, per cui sono aziende che lavorano in autorizzazione. Poi ci sono circa 700 aziende che sono state passate alla Guardia di Finanza per fare i doverosi controlli, perché nel frattempo le aziende si certificano e certificandosi è giusto che poi qualcuno le controlli, per cui sarà la Guardia di Finanza a verificare che effettivamente nelle loro certificazioni, per cui lo dico, non è il caso di fare i furbi, insomma, ecco, costruite bene, se avete fatto queste dichiarazioni e poi dovete adempiere comunque a tutti, parlo agli imprenditori e alle imprese, dovete adempiere a tutti quanti i sistemi di sicurezza. Vorrei anche su questo tranquillizzare lavoratori e sindacati che nessuno metterebbe in taglio la propria azienda per non ottemperare. I primi a voler gestire le cose sono proprio i titolari o i dirigenti delle imprese. Insomma, potrà anche capitare che qualcosa non gira, però in linea generale bisogna imparare a fidarsi dei cittadini, anche perché le imprese sono quelle che mandano avanti il paese. Insomma, ecco. Poi ci sono 50 aziende per cui crediamo, cioè non c'è competenza, perché sono aziende che hanno dichiarato l'apertura, ma sono aziende che hanno soltanto le sedi locali, qui la sede legale operativa in altre province, perché la dichiarazione, la verifica la faranno gli altri prefetti. Poi ci sono 400 aziende che sono in fase di istruttoria, perché o manca qualcosa, c'è una documentazione carente o bisogna fare delle verifiche, e questa la prefettura la sta esercitando con la Camera di Commercio e con tutta, per verificare la funzionalità nella filiera che l'azienda stessa ha dichiarato. Poi ci sono 10 comunicazioni di aziende a ciclo continuo, autorizzate, chiaramente l'istruttoria è stata affidata ai Vigili del Fuoco perché sono i più competenti su questo. Poi abbiamo 6 aziende che hanno fatto domanda come aziende attività strategiche, 3 sono autorizzate e 3 sono invece ancora in corso di verifiche. Poi ci sono 25 potenziali sospensioni che riteniamo che poi, insomma, a distanza di breve queste saranno sospese, sono già state chiuse, e poi ci sono ulteriori 90 domande, di queste 1400 che dicevo, che sono appena arrivate e stanno protocollando e fascicolando. Questa è un'attività pesantissima, burocratica, è stata affidata alla prefettura, lo dico perché insomma tutti abbiano un po' di pazienza, preparate, fate le domande sui moduli della prefettura per alleggerire questo e abbiate un po' di comprensione, perché il personale è veramente sotto pressione, dico quello della prefettura, insomma, ecco, perché non è che il prefetto fa tutto, ma sono in pochi e anche loro hanno tutto il problema del coronavirus e tutti quanti i dispositivi di protezione anche al loro interno, perché ecco perché
bisogna avere un po' di pazienza, però mi sembra che la macchina stia funzionando e volevo spiegare alla gente che sì, il governo ha preso questa misura, diciamo, di emergenza di chiudere, ormai è stata fatta, è inutile discutere, speriamo finisca presto, perché poi le prime a ripartire devono essere le industrie, perché purtroppo abbiamo fatto il calcolo che su 10 milioni di lavoratori a casa, 1.000 euro al lavoratore sono 10 miliardi al mese, cioè se vuoi proteggere quei lavoratori, questo va fatto, perché insomma abbiamo tutti questa consapevolezza, e torno al discorso del Presidente della Repubblica, bisogna far presto un documento operativo, insomma, perché le filiere industriali, insomma, io dico non sarà uguale, ma insomma ripartono abbastanza appena finito la crisi. La filiera turistica non è questo, per cui bisognerà, adesso col prefetto, insomma, lui mi segue, mi ha già dato l'incarico proprio all'inizio della crisi di seguire i sindaci. Noi abbiamo fatto tre riunioni con i sindaci, 2 in sede della città metropolitana, una l'abbiamo fatto da remoto l'altro giorno, ancora i mezzi, insomma, l'ultima è stata un po' lenta, devo dire, perché ora che ho fatto l'appello ci ho messo mezz'ora, per cui cosa tecnica bisogna affinare, però insomma ci siamo parlati, in questo caso l'urgenza erano le mascherine, le consegne, perché noi come città metropolitana consegniamo le mascherine ai vari mandamenti della città metropolitana, e poi lì i sindaci vengono a prendersele con una divisione. Attualmente siamo arrivati a circa il 50% di mascherine consegnate dalla regione e noi a nostra volta consegnate ai comuni. Anche lì ci sono, insomma, ogni comune ha cercato un po' di fare meglio che si può. Io voglio ringraziare tutti i 44 sindaci per il grande impegno. Poi per carità chi fa sbaglia ovviamente, però è gente che veramente lavora giorno e notte, ecco. Per cui grazie ai sindaci di tutti veramente i nostri comuni. E poi mi ha incaricato anche di tenere le relazioni con le categorie. Relazioni si intende per fare un piano. Adesso ne abbiamo già fatte 2 di queste riunioni con le categorie, poi io faccio molti anche, diciamo, ragionamenti diretti con le singole presidente, con singole associazioni, eccetera. Mi sono arrivati già dei contributi, mi è arrivato da Confesercenti, mi è arrivato da Confindustria, mi è arrivato da Confcommercio, adesso gli artigiani credo siano in lavorazione, comunque sentirò anche il gruppo di Mestre che hanno un centro studi molto efficace, insomma, perché secondo me dobbiamo buttare giù una proposta, perché se non si muove Roma si muoverà la periferia. Intanto facciamo qualche ragionamento operativo per non fare discorsi generici e basta. E, non so, prefetto, se tu vuoi aggiungere qualcosa, io prima di lasciarti che poi vado a fare un altro discorso. Sì, no, a proposito delle attività produttive, delle attività economiche, la scelta del governo è stata quella di limitare non solo gli spostamenti delle persone, ma anche le attività produttive, per mantenere in funzione solo quelle che sono funzionali a questa situazione di epidemia. Quindi la scelta è quella di non spegnere il motore dell'Italia deve rimanere acceso, perché deve essere in grado di ripartire appena questa situazione finisce. Però alcune filiere produttive che non sono così essenziali per affrontare la situazione attuale o per il sistema economico generale, questo è stato scelto di chiuderle, ecco, di sospendere anzi l'attività più che di chiudere. In pratica non si chiude nulla, nel senso che anche l'albergatore, anche il piccolo artigiano, quello che ha il capannone, che ha l'officina, ha sempre la possibilità di controllare la sua officina, il suo capannone, che tutto funzioni, l'albergo, che tutto funzioni, perché non si può perdere nulla, non si può sacrificare nessun capitale, ecco. Quindi tutto deve essere mantenuto in funzione, anche se non ci sono più clienti, anche se l'attività è chiusa. Comunque noi assicuriamo che ci sia la possibilità di conservare la strumentazione, di conservare i beni artistici, culturali. Abbiamo avuto una richiesta dei musei civici per mantenere in funzione i generatori, per mantenere in funzione i sistemi di allarme, i sistemi di controllo. Ci mancherebbe altro che non potessero andare le persone a fare questi lavori. Non possiamo permetterci di perdere un patrimonio, di perdere anche un solo macchinario.
Questo è Comunque, il ecco, messaggio che vogliamo dare. Anche su questo, perfetto, diciamolo alle persone, noi abbiamo il numero 041 che per, diciamo, urgenze, per domande specifiche, noi se non sappiamo rispondere noi che non abbiamo certezza, noi ci rivolgiamo sempre alla prefettura e poi vi diamo l'indicazione esatta e poi se è una cosa di interesse generale la diamo con questo programma, ecco anche il senso, perché cambiano continuamente le norme, quello che diciamo adesso è valido adesso, oggi siamo sabato pomeriggio, la trasmissione è quella delle 4 alle 6, insomma ormai abbiamo fatto un'ora e 10, però ecco aggiorniamo e diciamo anche di quando è questa informazione, perché poi se il governo tante volte non è che lo sappiamo, aggiunge, toglie, cambia, noi siamo qua proprio per dare una attualità alle cose. 041 per non intasare i numeri della prefettura, per non chiamare tutti quanti, abbiamo fatto un numero unico apposta, ci sono 6 persone per turno che rispondono e le cose che non sappiamo ci segniamo e le chiediamo in prefettura e poi se è una cosa di interesse generale la diciamo a tutti, per cui insomma, prefetto, grazie di essere stato qua con noi, magari ti richiamiamo ancora se è possibile, così magari facciamo un aggiornamento quando le cose sono anche un po' più serene. Va bene, grazie a voi e buonasera a tutti, grazie. Ok, allora magari facciamo partire la slide se fate una slide dell'INPS, che così io faccio un passaggio su, eccolo qua, la slide dell'INPS l'ho chiesta perché, ripeto, i numeri di telefono, questo vale per le persone che sono in cassa integrazione. È previsto di poter ottenere 600 euro una tantum, 600 euro a marzo. Chiaramente noi speriamo che ci vengano poi confermate anche per i mesi successivi, però per adesso nel decreto è scritto marzo, 600 euro. Sì, no, è stato dato per chi è senza nulla, per la partita IVA, 600 euro vale per le partite IVA, però non è stato dato nulla di cassa integrazione, allora non c'è nessuna cassa in deroga. Le casse in deroga vengono gestite invece dalle aziende, da chi le chiede evidentemente e dall'INPS di conseguenza. Per avere questi 600 euro, parlo delle partite IVA e di chi non ha niente, dovete contattare questi due numeri qua, o andate sul sito dell'INPS o chiamate i due numeri qui che vedete, 803 164 oppure 06 164 164. Potete iscrivervi con una certa facilità al sito dell'INPS, una volta era più complicato, va ringraziato l'INPS per questa semplificazione, è più facile averli, pochi se pochi però, ecco, ma comunque meglio piuttosto che niente, diceva. Cioè, vabbè, comunque insomma, dico perché ci sono alcune categorie che non sono state proprio in qualche modo pensate. E qui c'è da ragionare su questa questione del turismo. Dobbiamo assolutamente chiedere lo stato di emergenza per il turismo, proprio perché soprattutto quelli che hanno i negozi, piuttosto che i piccoli artigiani, o anche i padroncini, le guide turistiche, non hanno più reddito, hanno zero reddito. Difficile dire ti scalerò quello che avanzi dal tuo reddito se il reddito non ce l'hai, per cui bisogna immaginare alcuni sistemi. Per i negozi c'è stata messa una norma che consente per gli affitti, per le 9 settimane in questione, qui il passaggio che torna sempre, per le 9 settimane si può detrarre dalla propria dichiarazione di redditi il 60%. Per cui se uno ha un reddito che deve dichiarare delle tasse da pagare, può dedursi il 60% del valore dell'affitto dell'azienda, ovviamente, non di casa sua. Il problema è quelli che non hanno reddito. E poi c'è tutto il tema, su Venezia abbastanza ampio, degli affitti d'azienda. Non è stato tenuto conto, per cui bisognerebbe che si migliorasse questa norma e si spiegasse che per chi invece ha l'affitto d'azienda si possa detrarre una quota a parte di quell'affitto d'azienda, magari ci si fa dare i documenti di quanto vale l'affitto, piuttosto si dà una percentuale, però, perché sennò quelle persone non hanno nessun vantaggio. E insisto, tutta questa norma è fatta sui 6 mesi, scusate, sulle 9 settimane. Nella realtà abbiamo bisogno di prolungare almeno per 9 mesi nel settore turistico, per cui ecco, mi appello ancora al gruppo di lavoro, lo faremo adesso noi sicuramente in questa settimana, ci occuperemo di sederci con le categorie e vediamo di mettere giù tutto. Ricordo che il Comune ha fatto quello che possiamo, se uno pensa, allora la legge, ci sono quattro tariffe, cioè una è la COSAP, che è la tariffa per i plateatici. E noi abbiamo detto che, abbiamo presentato, adesso presentiamo la modifica in giunta, abbiamo detto che chi ha un problema, cioè che chiude l'attività e chiude il plateatico, nel nostro regolamento abbiamo detto spostiamo questa cosa, cioè azzeriamo il valore finché il plateatico è chiuso, per cui il Comune avrà un ammanco.
non sappiamo quanto, no? Perché non sappiamo quando uno riaprirà, ma non solo per le 9 settimane, non vogliamo i soldi del plateatico per tutto il tempo in cui uno resterà chiuso. Può sembrare una banalità, ma per i conti del comune sarà un impegno abbastanza oneroso, però è per dire che è già un'azione concreta che possiamo annunciare. In più, per i primi 2 mesi, gennaio e febbraio, quando i plateatici erano aperti, sposteremo il pagamento a novembre, insomma diamo più spazio, poi eventualmente vedremo se rinviarlo ancora. Poi abbiamo la tassa sulla pubblicità, anche questa la vogliamo azzerare per le attività che sono chiuse, che dimostreranno di essere chiuse per il periodo di chiusura. Per cui inutile che mi paghi le tasse di pubblicità se sei chiuso, per cui togliamo anche quelle. Poi togliamo sulla Tari, noi non possiamo togliere una tassa perché ci esponiamo a un ricorso. La legge dice il totale delle spese per la raccolta dei rifiuti va diviso, proprio la legge lo dice, tra i contribuenti attivi. Per cui se io dicessi il signor ristorante Brugnaro non lo faccio pagare, chiaramente i soldi di Brugnaro non è che li risparmia qualcuno, li paga il comune, li pagano tutti gli altri. Per cui è chiaro che gli altri farebbero ricorso e dice perché io devo pagare i soldi di Brugnaro? Tra l'altro la tassa non la paghi in ragione della quantità di immondizia che produci, ma in base ai metri quadrati della tua attività. Allora noi abbiamo pensato di dire quelli che potranno dimostrare che colpiti dal coronavirus hanno l'attività chiusa, per cui già non hanno neanche prodotto rifiuti, possono comunque traslare in avanti la data di pagamento di questa Tari. Ma per far cosa? Proprio per trovare assieme al governo delle misure che vadano a lenire questa cosa, però intanto non li facciamo, li transiamo in avanti. La stessa cosa più o meno abbiamo fatto con l'IMU. L'IMU è una questione diversa, l'IMU è di fatto la tassa principale che manda avanti il comune, cioè per capirci, gli stipendi dei lavoratori del comune li paghiamo con l'IMU. Per il Comune di Venezia vale circa 80 milioni di euro l'IMU all'incirca e chiaramente non è che possiamo dire, noi non abbiamo neanche strumenti legislativi per dire ti esonero dal pagare l'IMU. L'IMU è la tassa sugli immobili, sulla proprietà immobiliare. Però abbiamo pensato, adesso vedremo se riusciamo, noi abbiamo pensato di far così comunque e diventerà proposta della nostra amministrazione, quella di dire, lo metteremo nell'emendamento, l'IMU te lo sospendiamo se tu, cioè la prima rata che dovresti pagare, dico te la trasferiamo, la rata di scadenza a novembre, posso farlo per legge, dico se tu mi dimostri che sei una persona che ha avuto appunto l'attività chiusa durante il coronavirus, allora dico bene, l'IMU la trasliamo e ti metto la scadenza, ti accetto una scadenza più lontano, metà novembre, in maniera che ti do un po' di respiro. Ovviamente nel frattempo speriamo noi abbiamo chiesto al governo, basterebbe che mi facesse certificare a bilancio l'IMU dell'anno scorso, non che mi dia i soldi, ma almeno mi faccia certificare il bilancio, perché l'IMU è una tassa che io iscrivo a bilancio non in previsione, ma solo per quella che viene versata. Per cui se una persona non va a versarmi l'IVA, io ho già un buco di bilancio. Se il governo in una situazione di emergenza mi dicesse, la famosa burocrazia, mi dicesse, ti prego, tu il Comune di Venezia hai avuto 80 milioni l'anno scorso, iscriviti pure a previsione 80. Poi è chiaro che io non li ho perché uno non mi ha pagato, però a quel punto, siccome il bilancio del Comune l'abbiamo un po' sistemato, utilizziamo la liquidità del Comune in attesa che arrivino i famosi cavalleggeri che ci vengono a salvare, insomma, perché siamo stati lasciati da soli in trincea. Ecco, io ho quasi finito, voglio ricordare che domani c'è il Patriarca di Venezia alle ore 16, Monsignor Sua Eccellenza Patriarca Francesco Moraglia, alle ore 16 parleremo con lui di tante cose, soprattutto anche della sua preghiera, dei suoi discorsi, del suo ragionamento che mi sembra molto, molto opportuno, molto bello, magari ricordiamo anche la benedizione del Papa di ieri, insomma mi sembra che sia un momento toccante, ringrazio il Patriarca di essere qua con noi. E poi voglio ricordare che martedì 31 alle 12 abbiamo le bandiere a mezz'asta, ci è arrivato anche il decreto della prefettura che ci dà l'autorizzazione, perché per abbassare le bandiere ci vuole il decreto, vabbè, lo facciamo alle ore 12, è una cosa nazionale, a questo punto la nostra proposta è stata accolta, quella dei sindaci è stata accolta dal governo e faremo un minuto di silenzio, io invito tutti i cittadini a uscire sui balconi a mezzogiorno e dopo il minuto di silenzio faremo partire l'inno nazionale e l'inno della città di Venezia. E questo lo facciamo, io sarò con la fascia davanti a Ca' Farsetti, che è la sede centrale ovviamente istituzionale del comune, la stessa cosa però con la musica e con la bandiera eccetera la faremo a Via Palazzo, non riesco a essere in due posti contemporaneamente, però in entrambi i luoghi mettiamo delle casse amplificate per far partire la musica che si senta per quello che è possibile in tutta la città. E, direi che possiamo finire qua, vi lascio sempre la raccomandazione di mandarci le foto, di mandarci un po' di
di cose divertenti. Purtroppo tante cose divertenti mi sono arrivate, non le posso far vedere per N motivi, quelle le racconteremo nel backstage quando avremo finito questo periodo, le abbiamo viste di tutti i colori veramente, e grazie ancora ai bambini, noi dopo la chiusura del programma partono tutte le immagini di bambini che ci hanno mandato e ne stanno ancora arrivando, le stiamo processando, poi faremo una grande mostra a tutti quanti. Ciao bambini, grazie a tutti e grazie ai vostri nonni, un salutone a tutti quanti, buona giornata. Stanno per partire.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.